A inaugurare le serre teleriscaldate della Sesa in via Comuna, affidate in gestione alla cooperativa sociale Montericco, è arrivato da Torino Don Luigi Ciotti, personaggio di spicco per il suo impegno in campo sociale e la sua attività di denuncia contro la mafia e la criminalità organizzata, tanto da essere soggetto a scorta. Dopo il taglio del nastro ha preso la parola il presidente di Sesa, Mario Sandrin, ricordando la collaborazione con il gruppo Avele, fondato da Don Ciotti, per un progetto nella città di Gran Bassam in Costa d'Avorio. L'iniziativa ha permesso di realizzare una scuola, un centro di formazione professionale, oltre a fornire assistenza sanitaria alla popolazione. L'anno scorso ha inviato un compattatore per i rifiuti e 100 cassonetti per la raccolta di rifiuti differenziati in Costa d'Avorio. Questa attività non si ferma perché abbiamo contribuito al finanziamento di un hospice e di tutta una serie di attività che il gruppo di Don Ciotti porta avanti proprio in questa tormentata terra. Il vice sindaco di Este, Aguiari Stoppa, ha sottolineato il valore sociale dell'attività della cooperativa Montericco per l'inserimento lavorativo di giovani in cura per liberarsi dalle dipendenze di droga e alcol. Carlo Bovo, presidente della Montericco, ha incentrato il proprio intervento sul tema dell'ecologia sociale. È ormai evidente che la salute e lo star bene di un territorio e di chi lo abita non può essere delegato ai soli operatori del sociale, ma cresce dalla volontà e dalla sinergia che le reciproche intelligenze e competenze sanno mettere in campo e, come in questa operazione delle serre Sesa, sanno trovare e costruire i luoghi dove operare scelte lungimiranti e responsabili, per essere una importante risorsa del territorio non solo per trasformare i rifiuti in compost e in fiori, ma per ridare dignità e far rifiorire le persone e reintrodurre nel tessuto sociale chi è rimasto indietro, permettendo anche di arricchire il territorio attraverso la diffusione di una cultura solidale. Successivamente, padre Luciano Massarotto, responsabile della comunità San Francesco di Monselice, di cui la cooperativa Montericco è figlia, si è soffermato su un progetto rivolto alle donne, spesso ragazze madri, sole e con figli. La possibilità di lavoro per queste donne, una volta terminato il programma, è estremamente ridotto, perché di solito sono donne single con 1 o 2 figli a carico, e allora la comunità ha pensato proprio a un investimento ad hoc pensando a delle serre. Ecco, in questo progetto di investimento la collaborazione con la Sesa ha dato la possibilità di poter gestire poi questa bellissima serra di 5.000 metri. Poi l'intervento più atteso, quello di Don Ciotti, che ha messo in primo piano, citando l'esempio di Sesa, il valore sociale dell'impresa. Il compito dell'azienda non consiste solo nella produzione di beni e servizi, ma anche nel creare lavoro e favorire iniziative nel campo sociale e della solidarietà. Per Don Ciotti, fondatore di Libera, che promuove la cultura della legalità e coordina progetti e iniziative contro la mafia, legalità e solidarietà sono indispensabili per cambiare il clima sociale e renderlo più giusto, umano e vivibile. È importante la responsabilità dell'educarci, ma anche educarci alla responsabilità di Sesa per raggiungere quell'obiettivo che è la giustizia. Non c'è legalità senza uguaglianza. Tutto ciò presuppone però un atteggiamento pienamente responsabile da parte di ciascuno e di tutti, e in tal senso anche il rispetto per l'ambiente svolge un ruolo di primaria importanza. Al termine dell'incontro, una serie di visite ha occupato il pomeriggio di Don Ciotti, che si è recato al Manfredini, dove ha incontrato gli studenti, e successivamente al patronato Redentore di Este, per colloquiare
con i giovani.